spettacolo. Arrivo una casa del... Madonna, sì. Ma è tutta scava sulla roccia, tutta... Che spettacolo! Eccoci qua, questa è la contrada che dicevo. Adesso vedrete com'è scavata nella roccia. C'è una bella transina, però vabbè. È scavata nella roccia. Guardate un po'. Questa è la parete di roccia che è praticamente dove posano le case. Guardate questo passaggio, è proprio a precipizio la roccia sulle case. Cioè pensate, se viene giù un sasso lì, sta povera casa, cosa fa? Buongiorno! Buongiorno! Salve! Salve! Come sono ti finito qua? Ma cosa sia sta contrada qua? Spiegami che no. Cioè, mi ho visto una roccia scavata, ho buito case, mi si matti. Devi usare la strada lì, no? Gli è sempre fatto fuoco lì perché faceva i braccioli. Quell'anno che ha fatto tanto freddo. Ma faceva fuoco dove? Sotto proprio la roccia. Sotto la roccia? Tanta la ciappa. carne. Quando nel 82 ha fatto quel freddo Sì. bestiaia, la ghiaccia, la falda che era di terra, si era ghiaccia. Quando che si era sciolto il ghiaccio, era venuto la falda. Madonna. E il comune era venuto su. Ah, perché la gas la gara, quindi è venuto su. Anche E qua questo non è cognato qua. Tutto suo qua. Tutto suo qua. Qua. Un sogno è questo. Ma è tutto nella roccia. Tutto fatto da roccia sta sì, roba. Qua Qui. era probabilmente un riparo per i pastori chissà quanti anni fa. Ci faremo un giro con il drone. Guardate un po'. Guardate un po'. Che roba. Guardate che faccenda. Guardate com'è fatta. Ecco. Guardate. Adesso faremo anche un giro con i droni, proprio per queste bestie mi hanno punto. Queste case non sono messe così male, eh. Guardate che roba.
Anche le travi qui mi sembrano in buone condizioni, tutto sommato. E qua si va nella valle. Questo è un divieto. Allora, considerato che dalla relazione geologica è emerso che la porzione sommitale della scarpata, che è questa, presenta una situazione di incombente pericolo per la presenza di massi disarticolati pronti al crollo, ecco, divieto di circolazione veicolare e pedonale. Qui non si può girare perché dice che è incombente pericolo di crollo. Un bel divietozzo. Voi guardate questi particolari, e da qua si capisce come sono costruite queste case. È una contrada chiaramente molto antica e la signora ci ha spiegato l'altra volta che risale ancora ai tempi della peste, quindi al 1600. Sì. Qua la corrente l'hanno portata, però è chiaro che sì, non è proprio una situazione così sicura qua sotto. Che dite? Guardate dove vi ho portato stavolta. Qui ci sarà 2 metri. Adesso noi ci spostiamo con il drone, ma guardate che impressione fa vedere guardate come sono messe quelle rocce. Anche Io qua questa non è cognato qua, tutto suo qua. tutto suo qua. Questo era probabilmente un riparo per i pastori chissà quanti anni fa. Chi faceva. Avevo una casa del genere. Ve la riprendomi, Beh, il caminetto qua è un spettacolo. Il tiranca. Vedo sì. E questo fumo da sola era... Qua era un laboratorio mio cognato, che lui piace anche a fare lavoretti di legno. E qua c'è una cantinetta. Sì. Bianco Beh, però le ferro. sotto la roccia questa. Sì. Adesso ti fa vedere dove che già comincia a costruire le case. Sì. Perché qua il primo insediamento, io vedo che sta qua, il tempo della peste, nel 1600 e qualcosa, e si è messo con la tenda sotto le rocce. E da lì ha cominciato un po' a volta. Sì. Perché questo spuntone qua che viene fuori è proprio dalla roccia che viene fuori. Ho capito, è chi siamo sotto la roccia, giusto? Testo fa vedere che c'è la roccia. Quando che piove tanto... Madonna, sembrava piccola, piccola questa casa qui. Viene dentro l'acqua da sotto perché c'è proprio la roccia che la butta dentro. fuori. Ecco, Certo. Abbiamo un bagnetto e di là c'è un'altra cantinetta. Quando che era a comprare questo si vede il cielo. Questo è nuovo perché è già tutto... E vedo che si tavolato nuovo. Questo è nuovo, sì. Questo è vecchio, ma il resto è nuovo. E adesso ora andiamo a vedere. Dai. Già che si guarda lì. Madonna, ma sì. Ma dopo se vedo pubblico vi dispiace. Ok. Qua c'era sempre i bacchi da seta, coltivava i bacchi da seta. Io avevo il camino lì, tenevo sempre i bacchi da seta qua per fare
con la macchina là. Il biase che si fa il pan. Ah, ok. L'impastatrice. Beh, la stufa lì. La doma si chiama. Ok. Questa è la camera. Che spettacolo. Beh, qua vi ha goduto d'estate, Questo è tutto vecchio, a parte i Questo è cavi. profumo da legno. Il stesso profumo che avevo in a casa vecchia sui muri. Stesso profumo che avevo già così. Che spettacolo. Questo è roccia nel caso. Ecco là. Io sempre sta qua, vuol dire, da quando io comincio a farla su. Porco cane. Siete qua. Pensavo che fosse sotto la cantina però. Invece la sei proprio appoggiata. Sì, se passa perché se ne su a nettare il tetto. Appoggiare, sì. E se... Vabbè, lì fai un passo, sì. Sì, nel tetto. Ecco. Solo Ancora. un buon bel granaro grande e anche di qua un altro granaro. E questo è l'altra stanza. Ah, madonna, mi sta via qui. Sta via in questa, mi. Ah, sei bellissima. Ecco, vedi? Che vedo tosetti piccoli che vieni qua. Adesso abbiamo i tusi più giovani che viene su. Sì, perché giovane, chiaro. Insomma, ecco. Beh, vai, a complimenti e guarda che sei meraviglioso. Non pensavo mia di trovare una roba del genere. Guarda, sul serio.